Va ora in onda Liberamente, variazioni e scorribande con Giovanni Sallusti. Eccomi qua. Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa la mia faccia nei vostri occhi e quanta gente ci sta. Buongiorno a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, non avrei mai pensato di dirlo, ma oggi provo un sentimento di tenerezza per la sinistra, per il mainstream di sinistra, per i giornaloni di sinistra, per i partiti o pseudotali di sinistra, per i leader di sinistra. Perché cosa pensano loro signori? Pensano seriamente di poter utilizzare il generale Roberto Vannacci. Pensano seriamente che il generale Vannacci possa essere il loro ultimo utile idiota, secondo la tradizione leninista, no? Cioè esponente del campo avverso da usare contro il campo avverso medesimo, sostanzialmente. E cioè approcciano Vannacci come se fosse un politico o politicante di professione, no? Come se fosse un Gianfranco Fini, per capirci, cioè uno che ha vissuto la sua vita all'interno della bolla politica, una vita fatta di incarichi, spartizioni, potere o sottopotere, insomma appunto come un politico di professione di cui solleticare l'ambizione. E quindi da giorni c'è il tormentone estivo, che poi insomma sapete che sotto l'ombrellone i giornali necessitano di tormentoni anzitutto per riempire le pagine, ma poi qui hanno proprio l'utilità politica, no? Pensano di utilizzare appunto Vannacci come utile idiota e quindi retroscena sul partito di Vannacci che arriva, sentono il suo collaboratore X che dice la sfumatura Y secondo la quale sembrerebbe che il movimento diventato associazione culturale abbia un retropensiero, poi Salvini interviene e dice, smentisce, dice che descrive la realtà, cioè che Vannacci è un esponente politico indipendente all'interno della Lega. Vannacci al Corriere della Sera dice: smentisco categoricamente di voler fare un partito, ma loro comunque utilizzano queste dichiarazioni per ricondirle, no, in sede di confezione con dei distinguo, dei sospetti, per alimentare questo caso all'infinito, ed è insomma il tormentone estivo dello strappo immaginario, perché smentito per la 127esima volta dall'interessato stesso, di Vannacci. Ma al fondo c'è proprio questo errore metodologico, cioè non hanno capito con che personaggio hanno a che fare. Il personaggio può piacere o no, ma il generale Vannacci, tra le altre cose, ha comandato il reggimento d'assalto paracadutisti Kol Moschin, la brigata paracadutisti Folgore, il contingente italiano in Iraq, la Task Force 45 durante la guerra d'Afghanistan. Ha ricevuto, tra le altre cose, la principale onorificenza militare americana per i servizi resi contro lo Stato islamico. Questo en passant alla faccia di chi lo descrive come un putiniano. Immaginiamo che a Washington non siano avvezzi a dare onorificenze militari a dei putiniani. Ma al di là di questa parentesi, ecco, questo è il generale Vannacci. Poi il generale Vannacci è uno che ha scritto un libro, diciamo, abbastanza in controtendenza, no? Con la Vulgata. È uno che ha avuto il coraggio tecnico, per uno può essere non d'accordo nel merito, ma di sostenere posizioni oggi scomode, a volte anche con linguaggio ruvido, se volete, a volte anche involontariamente controproducenti in alcuni casi, ma insomma è uno di quel tipo lì, è uno che ha quel curriculum professionale lì, quella storia lì, quel coraggio e quell'anticonformismo oggettivo lì. Ebbene, loro signori pensano di trovarsi di fronte a un Gianfranco Fini, no? Cioè pensano di appunto solleticarne l'ambizione, dargli 2 titoli di giornale, inventare che c'è il partito di Vannacci perché diventi una profezia autoavverantesi, no? Perché poi accada veramente, e sono appesi a questo, come se Vannacci fosse un incursore della sinistra nel campo del centrodestra. Ora, avendo Vannacci fatto veramente l'incursore, dubitiamo che si presti a fare l'incursore per conto terzi, soprattutto l'incursore per conto di chi non la pensa come lui.
ora dubitiamo un eufemismo, siamo sicuri che non lo faccia, ma proprio per il tipo di personaggio e di profilo con cui hanno a che fare. Eppure non c'è niente da fare, non avendo evidentemente proposte programmatiche forti, non riuscendo a attaccare il centrodestra su dossier rilevanti, non proponendo una ricetta alternativa forte di paese, non riuscendo a espandere il loro consenso, pensano di trattare Vannacci come un Gianfranco Fini qualsiasi. Ebbene sì, mi fanno una tenerezza infinita. Grazie a tutti, a domani. Tra un manifesto e lo specchio